Metti il pasticcio e aspetta che bisogna mettere l'acqua. Certo, va allungato. E da lì un altro pasticcio io ero già mezzo cotto, già stanchezza. Allora mi preso la valigia e l'abbiamo messa in camera di mio fratello, delle piccole camere. Allora mi ha detto, vieni a mangiare a casa, questo matacola. Da lì mi stavo innamorando della sorella, io, con la Madonna. Allora mi fa, questa signora mi fa, la chiave te la pendono nel bar, nella cosa, la pendono la chiave. La sera arrivo tardi, verso mezzanotte sono arrivato di Matacola, di Antonio, arrivo lì, e c'è mio fratello era coricato nel letto, mi fa, arrivi e fa, allora dove siete passati? No, dove che mi passate? Siamo partiti con un altro, si chiamava Antonio Porco, questo di Tadasuni. Siamo usciti, no, non c'è nel treno. E quindi poi io 2 giorni dopo sono andato a lavorare, perché siamo passati la visita medica lì all'ambasciata integrale, fatto, buona condizione fisica, buona grazie a Dio, ma io così. E vabbè, un pochettino anche. E allora ho cominciato subito, ho cominciato il 26-27 a lavorare. E cosa facevi allora? Sempre giardiniere. Da subito? Sì. Sempre giardiniere, sono rimasto 9 anni, poi lui è andato in pensione e quindi lui mi ha detto, questo era mio padre quasi, mi diceva libero, se hai voglia di partire, parti. Lui era, quando era giovane faceva il marinaio. E mi ha detto, se vuoi partire parti perché poi non lo farai più. E mi ha detto, ti aiuto anch'io, mi aveva dato 500 franchi. Come si chiamava lui? René Geniard, Renato. Era di origine un po' svizzera forse, però... Quindi lui ti ha secondato, insomma? Sì. Allora lui mi ha detto, parti se vuoi partire. Poi dunque, vabbè, quando sono ritornato, lui allora era andato in pensione già. Poi c'era il figlio, con un altro, quello che è morto perché Ivano, quello che aveva raccolto le modestini. Ha preso lui l'azienda ma non funzionava, non era la stessa cosa, ci ho lavorato 2 mesi, poi no, perché quando sono ritornato non è che era facile riprendere il lavoro dopo 18 mesi di viaggio, un po' di riposo, quindi facevo qualche conferenza a destra e a sinistra, trovavo degli amici, ero invitato a destra e a sinistra, questa e là. Hai passato un po' di tempo così? Di tempo, sì, 2 o 3 mesi buoni. E poi ho ripreso ancora a lavorare un'altra ditta come giardiniere, ci ho lavorato ancora 2 anni e poi ho detto bisogna cambiare. Magari ero stanco di sempre sotto la pioggia, la neve. Allora lì sono entrato in fabbrica dove facevano la liquore, la Chartreuse, e ci ho lavorato 6 mesi e ho detto non è per me, rinchiuso. Allora sono uscito e poi mi sono messo ho fatto un po' in manovale 1 anno con una ditta italiana, Piccioli, e poi mi sono messo a conto proprio con mio fratello, padre Fruttivello, e poi ho deciso di tornare qui. E quando sei tornato qui? Siamo ritornati nel 80? 87. Siamo arrivati nell'87 ed era il giorno dei santi, dei morti, il primo, siamo partiti da lì, tutti santi, siamo arrivati il 2 qui, il giorno che andiamo. E poi qua cosa facevi? Poi qui lavorava sempre a nero, facevo questi dispugliatori, motozappa, motoseghe, facevo le potasse dei vini, un po' di qualche minesto degli olivi, così facevo Le tue figlie sono nate? In Francia dei 2. Di che anno sono? La grande è 79 e l'altro dell'82. Quindi sono venute 3 anni. Erano piccole, ha fatto la prima anno di scuola elementare in Francia e l'altro anno all'asilo ancora. Siamo partiti un colpo di testa che ho avuto perché avevamo comprato una casa con mio fratello un po' in montagna, faceva molto freddo, l'anno nell'85-86 abbiamo avuto meno 40 sotto zero. Abbiamo avuto la neve qua. Non ci credete voi, non ci credete. Meno 40. Abbiamo buttato più di 2 milioni di lire, tutte le frutta e verdura, c'è tutto gelato. Bruciato tutto. 1 mese senza lavorare. L'assicurazione non volevano sentire perché dicevano non è abbastanza isolato, perché questo e l'altro, quindi non lavoravamo. Poi alla fine ho detto, c'era gelato l'acqua dentro casa, tutto. Allora quell'anno era terribile, gelava il gasolio, gelava tutto, tutti i campi che venivano dalla Svizzera gelavano, arrivati a quella zona, messo Ciamberini dopo. Allora poi da lì ho deciso. Nell'85 abbiamo avuto, dalle mie parti su ad Arzagana abbiamo avuto, mi ricordo, a casa mia, a Tiana, in campagna, 58 cm di neve, mai vista così? Io l'ho vista qui a Tadasuni nel 57, io avevo 7-8 anni, perché mi ricordo. Famosa nevicata del 56. Sì, quello mi ricordo. Però poi da lì ho detto, ascolta, io andavo, perché facevo questo fruttivendolo, facevo dei giri, andavo all'Alpe d'Huez, andavo dappertutto io,
andava nei grandi, dove c'erano i campeggi, tutti quelli, in montagna, dove non passava nessuno. Avevi un Cioè, camioncino? un camioncino, sì. Allora c'avevo tutti dei clienti, mi è dispiaciuto lasciarli dopo 6 anni, mi piangevano tutti perché io ero molto affezionato a loro, io a volte mangiavo con loro, anche a dormire, a volte mi dicevano, dormi qui, era anche domani mattina, stanotte tutto gelato, come fai? Certo. Io per vendere il prima frutta facevo 90 km, per vendere il primo frutto. Poi da lì giravo tutti quei paesetti di montagna, Haut-des-Alpes, Bordeaux, tutto quello. Mhm. E allora poi da lì ho deciso che partiamo, mia moglie mi ha detto ascolta, ci spostiamo, lascia il fruttivendolo e ti riprendi il giardiniere. Io ero quasi come capisquadra nella vita, però non mi piaceva comandare gli altri perché c'erano più anziani di me e non mi è mai piaciuto. Avevi già 40 anni tu? Quando sono venuto qui sì, però quando facevo il giardiniere avevo 30, 34, no, prima ne avevo 25, 26, Sì. poi ne avevo, alla fine quando facevo il fruttivendolo avevo 30, sì, 38 anni, 39. Però il problema è che poi ho detto, decidiamo, partiamo, e mia moglie mi ha detto scendiamo verso Montelimara, verso dove mi metto per i meloni, poco fa mia, Avignone. A Cavaillon. a Cavaillon, Mhm. perché io conosco bene che andavamo lì alle 8 di mattina per comprare al mercato lì quelli campesini. Allora mi ha detto, ci posti lì e li trovi come giardiniere, paesagista. Ho detto, oh no, c'è molto vento in quella zona, ho detto, guarda, non torniamo in Sardegna. Allora abbiamo acquistato questa piccola casetta, che questa non era così, l'ho fatta tutta io. Guarda. Qui c'era un muro di 80 centimetri, c'era questa stanzina lì era chiusa, non c'era nulla, e la cucina lì. Quindi in montagna era troppo freddo e in pianura era troppo vento. Secondo me tu dovevi tornare in Sardegna. Allora mi ha detto, se vuoi andiamo. Lei non era tanto Molto contenta, contenta. però i bambini erano piccoli, quindi ancora era il tempo di arrivare. Se avessi saputo non sarei venuto, perché si stava bene, oggi avrei avuto 1000 e più euro di pensione, mia moglie uguale, invece qui ti trovi con una piccola. Tu hai la pensione della Francia? C'ho 200 euro della Francia e poi la sociale qui. E la sociale te l'hanno alzata e poi te l'hanno diminuita di nuovo. E tua moglie è in pensione? E lei pure aveva lavorato 8-10 anni in Francia, faceva la segretaria, però poi quando ci siamo sposati ha lasciato il lavoro, poi lavorava in banca per fare sempre contabilità, per intermediare, sostituiva per qualche parte, lavorava anche con quello, giustamente con il padre e i fratelli di Rajon. Sì. Anche lei ha comunque una pensione. Però faceva 3 mesi, 2 mesi, 4 mesi, capito? È riuscita comunque a recuperare? Sì, però alla fine ha detto partiamo in Sardegna, avevamo comprato queste stanze per quando venivamo in ferie, perché mia mamma c'era una piccola casettina lì davanti e noi ci stavamo tutti, quando venivamo, mio fratello, mia sorella, altro. Allora ho detto, Quindi tu questa l'hai comprata questa casa? questa non sono comprata, sì. Questa erano gente di Orani che abitavano qui, però erano nati da Ragioni. Sono partiti da Orani, poi questa l'hanno venduta e poi ho detto, per venire in ferie la prendiamo e Certo. poi la aggiustiamo. E invece poi abbiamo Poi l'hai ristrutturata, l'hai ampliata. e poi siamo venuti. Il problema è che non c'è nessuno, noi siamo soli, non c'è più 100 persone da Ragioni. Beh, anche qui lo spopolamento è... Sì. Come ovunque, insomma. Voilà. Torniamo al viaggio. Allora, eravamo arrivati in Jugoslavia. Dalla partenza dalla Francia fino alla Jugoslavia, quanti giorni ci hai messo? È scritto lì. Allora, Tiriamoli fuori sui quaderni. allora aspetta. Allora, I quaderni. i quaderni, perché tutto quello che Libero sta raccontando comunque è rigorosamente annotato sui quaderni che lui aggiornava di giorno in giorno. Quindi un resoconto di ogni viaggio nei minimi dettagli, insomma, un resoconto di viaggio. Questo è il riassunto. Sì. Ecco, questo è l'epitome, il compendio. Adesso a vedere. No, questi sono già. Qui siamo già a Kandahar. Ora il secondo. E quello è com'è? Primo questo. Perché abbiamo mischiato. Abbiamo mischiato. Uno. Io l'ho scritto lì, però adesso bisogna trovare la pagina. Questo è scritto in italiano o in francese? No, questo è scritto in italiano, perché l'ho riportato adesso devo vedere la pagina perché per trovarla. Voilà. Allora, i negozi bisogna seguire la fila, le bancarelle sono meno piene
Viene che in Francia sia in Italia, porca miseria. Siamo già arrivati? Ok.